Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla 40ª lezione del vostro Marietto Veneziano per quanto riguarda radiestesia e radionica gratuita nelle pillole del vostro Marietto di radiestesia basic. Potete vedere tranquillamente tutte le altre 39 nella playlist del canale. Detto questo, il nostro Marietto Veneziano oggi parlerà di un circuito radionico per la protezione energetica del proprio posto di lavoro, perché con i tempi che stanno arrivando e con le situazioni che ci sono capirete anche voi che bisogna in un certo senso proteggere il proprio posto di lavoro, il proprio ambiente. Quindi il vostro Marietto vi chiede di sedervi tranquillamente, di rilassarvi e guardare questa pillola che può dare una mano. Il circuito lo potete trovare sia nella community del mio canale YouTube, sia nel mio diario e che nei gruppi di Facebook di Hildegard e Marietto Veneziano. Ma prima di fare questa pillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano, YouTube chiaramente, o di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete ormai il lunedì sera alle 20:30 Hildegard, coadiuvati da Marietto Veneziano e Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. Siete tutti invitati e si parla di ermetismo, Kabbalah e altre materie esoteriche. I link sono sotto qui in descrizione, potete eventualmente anche lasciare un commento, uno spunto se volete e magari anche un bel super like. Bene, iniziamo un po' a riprendere questa pillola che è la 40ª, ripeto, un circuito radionico per la protezione energetica del proprio posto di lavoro. Vediamo un po'. Questo quadrante chiaramente sapete che lo si può scaricare nel sito capitano.altrevista, mettiamo il nostro testimone e vediamo se questo circuito potrebbe essere di nostro aiuto per il nostro posto di lavoro. Quindi mettiamo il testimone, chiediamo al pendolino se potrebbe essere di aiuto. Chiaramente in questo caso qui il pendolino, visto che è una pillola didattica, chiaramente dice di sì. Bene, andiamo avanti, passiamo alla prossima. Questa, opla. Il vostro Marietto si era preparato, ma vedete che allora qui a questo punto qui noi possiamo chiedere come andrà col quadrante radiostesico per il trattamento. Mettiamo il nostro testimone e chiediamo se funzionerà questo trattamento con questo circuito. Vi ricordo che questo circuito radionico è stato studiato appositamente per la protezione energetica del proprio posto di lavoro. Questo circuito radionico interviene energeticamente a proteggere una persona da insidie e da manovre tendenti a privarla del suo posto di lavoro. Quindi vedete che è molto favorevole a questo circuito. Andiamo avanti. Qui vi ho messo anche un circuito dal rilascio emozionale, proprio perché alcune volte nel proprio posto di lavoro ci sono delle insidie, delle cose che trascinano, fanno del male. Allora qui voi mettete il vostro la vostra testimone, che è una foto, prendete il pendolino e lo fate girare così che possa questa azione fare in modo che si coadiuvi, si valorizzi. E questo circuito del rilascio emozionale lo potete tenere massimo un mese. Quando è finito il pendolino voi posizionate. Questo è per le emozioni negative. Questo è un codice Busby studiato dal vostro Marietto Veneziano e serve proprio per rinforzare le emozioni, il lato emozionale dei nostri corpi sottili. Bene, andiamo avanti e entriamo nel vivo. Questo è il circuito di cui parlavo, il circuito radionico per la protezione energetica del proprio posto di lavoro. Lo ripeto, questo circuito radionico è stato studiato appositamente per la protezione energetica del proprio posto di lavoro. Questo circuito interviene energeticamente a proteggere una persona da insidie e da manovre tendenti a privarla del suo posto di lavoro. Quindi si mette, il modo d'uso si mette il testimone, cioè la foto della persona da proteggere energeticamente qui, e chiaramente si può usare per rinforzare il pendolino per fare in modo che si valorizzi, però non è strettamente necessario, e si lascia il circuito in funzione per tutto il tempo necessario a superare il pericolo incombente. Se voi vedete che è un periodo un po'
la lasciate per tutto il tempo fin quando non si esce da questa situazione un pochettino importante. Bene, ricordiamoci questo circuito è un circuito di Giorgio Picchi, fatto nel 2011 più o meno, però è stato rinforzato e valorizzato dal vostro Marietto veneziano, sia con il cerchietto LOM, così che non c'è più bisogno di ricercare i punti cardinali, e col simbolino dell'OM che energetizza, la protezione intorno e il disimpregnatore, così che questo circuito resti sempre bello libero da vibrazioni e energie e onde di forma negative. Poi sotto c'è il titolino e il marchetto del Marietto veneziano. Quindi diciamo che Giorgio Picchi ha dato il là in un certo senso, e poi il Marietto veneziano lo ha migliorato, rinforzato e in un certo senso divulgato in un altro modo. Comunque la radice, diciamo, che di Giorgio Picchi, con un'implementazione che a quei tempi sicuramente Giorgio Picchi non aveva, come si suol dire, la possibilità di fare, tramite queste protezioni e la valorizzazione del cerchietto con l'OM. Quindi diamo merito a Giorgio Picchi di averci dato questo circuito. Ormai Giorgio Picchi non è più in questa dimensione, è in un bellissimo posto, e diamo onore a lui che ha pensato a lasciarci questo circuito radionico per la protezione energetica del proprio posto di lavoro. Quindi mettete, vi ricordo, la vostra testimone, un giro di pendolino minimo 21 giri, ma l'ideale sarebbe fin quando il pendolino non si ferma. Non è obbligatorio, però è consigliabile fare questo, e lo lasciate in un posto tranquillo fin quando il tempo necessario è superare il pericolo incombente. Bene, grazie cari amici, vi ricordo che questa è la 40ª lezione gratuita di radiostesia e radionica Basically, il vostro Marietto veneziano. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Il Legare Marietto veneziano e veniteci a trovare nei gruppi Facebook e Telegram. Eventualmente, se volete anche lasciare nel tubo sotto in community qualche messaggio, e sono ben lieto, non nei commenti sotto la descrizione, ma anche in community, perché adesso il vostro Marietto ha questa possibilità della community. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao.